in via Bellerio. Sostieni la libertà, sostieni Radio Padania. Va ora in onda Sportello Famiglia. Buongiorno e buona settimana ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici da Renata Galanti, e buongiorno anche al nostro ospite che molto spesso è chiamato da noi, non sempre è disponibile, Fabio Bonaccorso, responsabile della comunicazione Lombardia della Coldiretti, che è stato spesso nostro ospite. Buongiorno Fabio. Buongiorno a tutti voi. Allora, abbiamo letto purtroppo delle brutte notizie per quello che riguarda i prodotti che si chiamano Il Padrino, Mafia, eccetera. Io ho seguito questa storia che è molto triste, ma purtroppo è la realtà. Allora, la Coldiretti so che sta facendo una battaglia e che ieri si è vista con Maroni, mi pare, a Brescia, vero? A Bergamo, e sì, quindi c'è una grande battaglia in atto. Ma io, per questa notizia ne do un'altra. Orti urbani più 40% in 2 anni. Allora, ci fa piacere, dal 2012 oggi, spiega la Coldiretti, il numero è passato da circa 2000 a quasi 2000 appezzamenti. Allora lascio la parola a te. Sì, noi abbiamo deciso di mappare, di fare un censimento di quello che poteva essere il fenomeno sul territorio lombardo, cercando di basarci sui dati legati alle attività dei capoluoghi di provincia, quindi dei comuni principali, per quanto riguarda la messa a disposizione di aree per fare degli orti urbani a disposizione di famiglie e pensionati. Abbiamo visto che in 2 anni, dal 2012 al 2014, il numero è aumentato da 2000 quasi 2800, con un aumento del 40%. Questo come l'abbiamo interpretato noi il dato? Da una parte c'è stata una spinta dei comuni a mettere a disposizione delle famiglie, dei pensionati, dei cittadini, degli spazi verdi da utilizzare come produzione. Dall'altra parte c'è stata una valutazione di quella che è la valenza sociale di un'attività di coltivazione di orto per quanto riguarda la comunità. Non per niente anche negli Stati Uniti, che non dobbiamo prenderli sempre come esempio, però hanno anticipato loro quella che era una tendenza, ossia il ritorno alla terra. È emblematica l'immagine della moglie del Presidente degli Stati Uniti, Michelle Obama, che coltiva melanzane insalate nei giardini. Sì. Alla Casa Bianca le melanzane non ce le aspettavamo. No, direi proprio di no. Allora, c'è una dichiarazione di Guerino Toninelli, bresciano, che è un tutor dell'orto della Coldiretti. La terra vuole pazienza. In questo periodo, con la stagione che c'è stata, la terra è molto umida e non va bene lavorarla così. E non va bene neppure per le piante. Il segreto è sapere aspettare. La terra non va stressata, bisogna curarla e concimarla, meglio con del concime organico al posto di quello chimico. Pronto? Sì, mi dicono Roberto che il nostro regista lo sta richiamando. Allora, e poi bisogna saper scegliere le piantine in base al terreno. L'importante è il tempo che uno vi dedica. L'orto urbano, a terra o sul balcone, è un modo per riscoprire il legame con la terra, con il ciclo delle stagioni, e ha anche un effetto benefico sulla salute fisica e psichica, come dimostrano diverse esperienze di ortoterapia. Allora, caro Fabio, questo Guerino Toninelli, che è bresciano, che è un tutor del vostro orto, dice una cosa sacrosanta che i nostri nonni conoscevano,
cioè la terra non va stressata, bisogna concimarla col concime organico, eccetera, eccetera. E bisogna riscoprire il legame con la terra. E voi avete anche, diciamo, aperto le porte anche ai bambini, perché Sì, bisogna... noi abbiamo organizzato dei corsi nelle scuole Appunto. per fare gli orti, e appunto il nostro Guerino Toninelli è andato nelle scuole di Brescia a far vedere ai bambini cosa significa fare l'orto, ossia come si prepara la terra, come si organizza, perché un orto ha anche una questione di organizzazione mentale. L'ordine che noi mettiamo nell'orto è un po' lo specchio dell'ordine che abbiamo dentro di noi, quindi anche la capacità di organizzare un buon orto, di dividere i vari settori, di organizzare e pianificare quelle che sono le produzioni, anche in piccolo, semplicemente mettendo prima un certo tipo di insalata rispetto a un'altra, è un insegnamento anche filosofico. Poi non vogliamo buttarlo troppo sull'intellettuale, però è una lezione di vita. Ecco, ma ortoterapia, vuoi spendere due parole? Sì, l'ortoterapia è praticamente, ci sono degli studi in Italia e all'estero che fanno vedere come l'attività di coltivazione della terra, degli ortaggi, il seguire il ritmo delle stagioni, il seguire l'evoluzione delle piantine da piccole al momento in cui danno il frutto, ha un effetto benefico sulla psiche dell'uomo. È stata applicata anche in situazioni di detenzione, quindi in carceri, in penitenziari, e si è visto che c'è un miglioramento di quello che è il clima psicologico all'interno di situazioni di costrizione. Ecco, questo è importantissimo, quindi anche come aiuto psicologico. Tu vedi più un'attività per pensionati oppure o è diciamo, generazionale? Sicuramente non è solo un'attività per pensionati, ci sono tanti giovani che magari cominciano con la piantina sul balcone e poi dopo, se hanno l'opportunità, cominciano a fare qualcosa, perché, ripeto, non è solamente una questione di produzione da portare in tavola, è una questione anche di soddisfazione propria. Mi raccontava una volta un vivaista che c'erano dei ragazzi che venivano da lui a prendere le piante aromatiche, le mentucce, eccetera, perché poi dopo se le tenevano sul balcone e quando arrivavano le ragazze gli preparavano qualche drink con le piantine dell'orto loro. È un modo per i ragazzi di così invitare le ragazze non a vedere la collezione di farfalle, ma la collezione di piante aromatiche. Sì, cambiano i tempi, però diciamo che l'obiettivo rimane lo stesso. Ecco, suggeriamo ai giovani, dai 16 ai 20, quando vogliono fare la corte a una ragazza, la invitano e così anche si trovano qualche pietanza con odori. Va bene, al di là degli scherzi, allora un grosso futuro per chi vuole veramente, perché poi c'è anche risparmio, non ne dimentichiamo, perché avere un proprio orto vuol dire anche risparmiare. Indubbiamente c'è una produzione propria, poi a seconda di come uno è bravo o quanto impegno ci mette, perché poi anche il nostro Guerino Toninelli dice che alla terra bisogna dedicare, oltre che passione, anche tempo, e quindi in base a quello che noi ci mettiamo come attenzione, impegno, tempo e passione, poi avremo anche dei risultati. Ecco, ti lascio andare perché so che hai fretta, ma volevo che tu spendessi due parole sulla attualità della contraffazione che si è trasformata anche in prodotti che ricordano la mafia. Quello è una denuncia che abbiamo fatto perché rappresenta il lato oscuro del marketing, ossia utilizzare un messaggio negativo come la mafia per promuovere dei prodotti spacciandoli per italiani che in realtà italiani non sono, quindi quella è un'ulteriore falsificazione di quello che è il valore dei nostri prodotti italiani e lombardi all'estero. Ecco, quindi buon lavoro perché c'è molta strada da fare. Sì, c'è sicuramente tanta strada da fare, però se ci mettiamo tutti insieme sicuramente arriveremo all'obiettivo di sconfiggere questa situazione. Va bene, ti ringrazio e ti saluto, alla prossima. Grazie a voi, buona giornata.
Eccoci di ritorno. Per chi si fosse messo in collegamento adesso con la nostra radio, questo spazio ogni lunedì è dedicato allo sportello famiglia, dove vengono discussi i problemi più attuali delle famiglie. In questo caso parliamo con l'avvocato Giovanni Ferrari, che è presidente dell'associazione La Casa del Consumatore, al quale potete rivolgervi per i vostri problemi, bollette, trappole da evitare per quanto riguarda telefoni, ma oggi mi pare che gli occhi siano puntati sulle cartelle Equitalia. Ricordiamo 02, chi volesse mettersi in collegamento con noi, 02 6620 3529. Buongiorno avvocato Ferrari. Buongiorno a tutti voi. Allora, cosa succede con le cartelle Equitalia? Siamo tutti disperati quando arrivano le cartelle di Equitalia, ma adesso c'è qualcosa di nuovo? Allora, intanto di nuovo c'è che fino al 31 di marzo è possibile usufruire di un'agevolazione che vi è stata definita rottamazione, cioè praticamente pagare tutte le cartelle che abbiamo in carico, oppure alcune di esse, anche una sola, e non pagare gli interessi. Quindi questo è il vantaggio che si può avere a pagare adesso le cartelle esattoriali. Allora, nessuna penale? No, non si pagano tutti gli interessi maturati nel tempo, per cui se è un debito risalente conviene particolarmente approfittare di questa occasione. L'unico problema è che non si può rateizzare, quindi ognuno deve valutare che disponibilità ha, quali cartelle è più opportuno pagare senza gli interessi e quindi fare il pagamento eventualmente. Ecco, quindi diciamo, invitiamo gli ascoltatori a tenere presente questa possibilità. Oppure esatto, tra l'altro c'è possibilità di farlo adesso per legge fino al 31 marzo, ma è molto probabile, se ne parla, che diano una proroga al 30 aprile o addirittura al 31 di maggio. In questa situazione noi che cosa abbiamo pensato? Di offrire un servizio di verifica sulle cartelle, cioè va bene, vado a pagare quello che devo, ma lo devo veramente? Cioè ecco, valutiamo se la notifica è stata fatta in tempo, c'è una qualche prescrizione, il ruolo è stato emesso nei tempi giusti, i conti di Equitalia sono corretti. Facciamo questo tipo di verifica per le persone che si rivolgono all'associazione. Ecco, benissimo, quindi controllare, perché nessuno è immune da errori. Non paghiamo subito se arriva una cifra, diciamo, da Equitalia. Controlliamo se è equo, se appunto se sono state rispettate le varie norme che prevedono Esatto, e poi c'è una cosa fondamentale: Equitalia, anche se una richiesta di pagamento è prescritta, insiste lo stesso per avere questo pagamento, per cui è compito del contribuente quello di sollevare questa eccezione di prescrizione, cioè dire: mi dispiace, ma io queste somme non te le pago perché sono passati gli anni. E a seconda dei vari tributi ci sono diversi termini di prescrizione, per cui è una verifica non semplicissima, e per questo ci siamo messi a disposizione dei nostri associati per aiutarli in questo tipo di verifica. Allora, 0266203529, abbiamo già una chiamata a cui diamo il buongiorno. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Pronto, sono io. Sì, l'ascoltiamo. Sì. Buongiorno, sono Massimiliano Bellusco, sono un imprenditore, un piccolo imprenditore. Senta, ben venga l'associazione dell'avvocato, perché giustamente se ci sono degli errori a monte da parte di Equitalia bisogna difendersi e bisogna sapere difendersi. Però scusate un attimo, ma io tutto sto ambaradam delle cartelle di Equitalia, cioè io non sono mica tanto d'accordo, perché a un certo punto Equitalia cosa fa? Ti manda delle cartelle perché tu hai dei debiti o delle multe o non hai pagato l'IVA o sei inarretrato con dei pagamenti, no? Poi mi sembra una cosa normale, cioè voglio dire, se poi ci sono se Equitalia se ne approfitta facendo pagare degli interessi a livello quasi di usura, allora sì, devo combatterla, ma
non ci dobbiamo meravigliare che ci arrivino le cartelle. Se dobbiamo pagare delle cose, vanno pagate e chiuso. Io ad esempio, non per vantarmi, ma io ho sempre pagato tutto, non ho mai avuto questioni con Equitalia, per cui bisogna anche dire a certa gente che si lamenta e stralamenta che insomma, se le cose vanno pagate, vanno pagate. Le tasse vanno pagate e siamo d'accordo. Lasciamo rispondere all'avvocato Ferrari. Allora, avvocato, ma lei stava giustamente dicendo che c'è solo un controllo da fare, no? Allora, quello che diceva questo imprenditore è perfettamente condivisibile. Ciò che deve essere pagato va pagato. Noi infatti da un lato ci lamentiamo verso Equitalia, cioè se ci sono tante somme prescritte, cosa vuol dire? Che Equitalia forse non ha lavorato bene in questi anni. Cioè il problema, al di là di tutto, è se Equitalia mi chiede oggi delle somme dovute per gli anni 1999, 2000, 2001, sono somme ormai prescritte. Io contribuente magari non ho fatto il mio dovere, ma neanche Equitalia l'ha fatto, cioè non scordiamoci, per le aziende che lavorano seriamente come probabilmente è quella di questa persona che ci ha chiamato, anzi sicuramente, queste persone pagano regolarmente le tasse, i contributi per i dipendenti eccetera. Ci sono altri che giocando sull'inefficienza di Equitalia, dell'INAIL, dell'INPS eccetera, portano avanti le aziende sino al punto del fallimento e sarà un qualche creditore diverso da Equitalia o da altri soggetti a far fallire. Cioè questi enti pubblici sono troppo lenti a muoversi e quindi fanno andare avanti aziende che evadono totalmente. Sappiamo benissimo che ci sono aziende che durano 3 anni e non pagano neanche un euro di IVA e dopodiché chiudono. Allora questo è anche una questione da porsi, cioè Equitalia sta svolgendo bene il suo lavoro oppure no? Ecco, ma scusi, si parla tanto di evasione. Adesso io do un giudizio personale, non c'entra la Lega, c'entra il mio giudizio. Ma più evasione dei banchetti che vediamo in ogni strada, gli extracomunitari che vendono occhiali fasulli, mettendo in pericolo la nostra vista, e occupano spazio pubblico senza mai dare una ricevuta. Ma di che evasione parliamo? È sotto gli occhi di tutti. Ma allora di che cosa parliamo, scusi? Abbiamo una telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Grazie. Mi sono un piccolo artigiano, ho avuto un po' di operai 3 anni fa. Allora, lavorando per una ditta, la ditta è fallita, aveva già 20.000 euro di recupero, per dire dove recuperare. Non sono riuscito a recuperare quei soldi lì e mi bastavano per pagare i contributi e un po' di roba così, ma non IVA e roba, solo i contributi e qualche pago. E non sono riuscito a pagare questi soldi qua. E col tempo che passava non ho avuto lavoro da 3 anni, sai che siamo messi proprio malissimo. E l'Equitalia mi ha mandato queste carte qua. Non sono riuscito a pagare una rata durata, dopo mi sono fermato perché non avevo più soldi. Come si può risolvere questo problema così? Sono passati già 4-5 anni col tempo. Loro mi hanno mandato sempre queste cartelle qua, sempre in aumento. Puoi spiegare l'avvocato? Benissimo, avvocato, se ho capito bene, il signore ha dei crediti e dei debiti verso Equitalia. Allora dice, ma non si può compensare, se qualcuno non mi paga, io a mia volta non posso pagare, ma funziona a livello legislativo questo ragionamento? Nei confronti di Equitalia no, perché Equitalia è un agente della riscossione, si occupa soltanto dei crediti e quindi non abbiamo la possibilità di opporre Equitalia quando ormai si è arrivati all'emissione del ruolo, alla formazione della cartella. Non ci si può più in questa fase, diciamo, sollevare questioni nei confronti di Equitalia. Ciò che si può verificare è se le somme continuano a essere dovute oppure sono dovute in parte o non sono assolutamente dovute. Io vi faccio un esempio che è molto importante. Quasi tutti i comuni italiani richiedono per le multe un pagamento di un interesse semestrale del 10% e questo ci viene messo in cartella esattoriale. La
Corte di Cassazione ha già detto, e anche l'Avvocatura Generale dello Stato lo ha confermato, che queste somme che vengono chiamate maggiorazioni non sono dovute, non è corretto, perché le multe vengono già raddoppiate se uno non paga in tempo, e quindi è già quella la sanzione. Non bisogna applicare questi ulteriori interessi addirittura del 10% semestrale. Il problema è che tantissimi comuni continuano a applicare queste somme. Equitalia le mette tranquillamente nelle cartelle esattoriali. Noi riteniamo illegittimo questo comportamento e, per esempio, su questo fronte stiamo facendo tantissime istanze di annullamento, cioè devi togliermi questa somma perché non è dovuta. Allora, vengono annullate nel caso si faccia ricorso? Dipende. Allora, se si è in tempo, cioè se si è nei 30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, si può fare ricorso al giudice di pace e il giudice di pace ci darà ragione al 99%. Poi ovviamente sono sempre imprevedibili le decisioni, però lo ha detto la Cassazione, siamo abbastanza tranquilli e nessun'altra sentenza ha detto il contrario. Se invece sono già passati i tempi, si può fare l'istanza di annullamento direttamente all'ente, e lì bisognerà vedere comune per comune quello che accoglie e quello che non accoglie questa richiesta. Tuttavia, se anche non fosse accolta, noi, nel caso in cui Equitalia volesse poi agire esecutivamente, ci fa il fermo della macchina, l'ipoteca sulla casa, quello che vuol fare, avendo già fatto quell'eccezione, saremo in tempo ad andare da un giudice a dire: toglimi il fermo, toglimi l'ipoteca, perché io ho pagato il dovuto, ho pagato la multa raddoppiata, ma non ho pagato le maggiorazioni perché sono illegittime. Allora, scusi, perché in questo caso i comuni si comportano non in modo uniforme, cioè c'è chi applica questa maggiorazione semestrale del 10% e chi no? Sì, esatto. Ad esempio il Comune di Milano, il Comune di Roma, il Comune di Genova le applicano. Ecco, allora agli ascoltatori milanesi, romani, eccetera, ricordatevi che se vi applicano il 10%, si trova in cartella esattoriale, c'è scritto MAG ex legge 681. Allora la ripeta, si trova con questa dicitura. Si trova nella cartella esattoriale, sì. È una delle voci e c'è scritto maggiorazioni ex legge 689 dell'81. Allora, questo non è dovuto. Non è dovuto, ed è una somma considerevole, perché facciamo finta di aver preso una multa da 100 euro, se non paghiamo in tempo diventa di 200 euro, nei 5 anni questi 200 euro possono generare 20 euro ogni 6 mesi, perché è il 10%, quindi sono 40 euro l'anno, per 5 anni sono 200 euro, quindi la mia multa originaria da 100 euro mi diventa 400. Mamma mia. Non è irrilevante. Mamma mia. Allora, ricordatevi che se avete preso una multa molti anni fa, ecco, tenete presente queste cose. Allora, avvocato, abbiamo 2 telefonate. Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buona Padania a tutti. Buona Padania, e parli pure. Ascolti, io volevo dire che Equitalia mette dei prezzi così proprio molto elevati. Indipendentemente di questo, quando uno va a chiedere i rimborsi non sono facili di averli, però pagando bisogna pagare molto in fretta, perché sennò si ha dei problemi. Un'altra cosa che volevo chiedere, cioè è un po' fuori dall'argomento. Discorso. Ascolti, io stamattina ho sentito delle persone che dicono di comprare i bot. E io ne sono molto d'accordo, perché se lo Stato salta in aria i bot, più nessuno prende i suoi soldi. Cioè, forse è il caso di non rischiare di andare a spendere questi soldi e poi di non riaverli più. Grazie. Sono uscita del discorso. Questa è la sua opinione. Grazie. Buona giornata anche a lei. Questa è una sua opinione che noi registriamo, poi chiediamo il commento all'avvocato. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, salve. Buongiorno. Buongiorno. Io invece volevo porre un altro problema. Avendo ricevuto una multa a Bologna per infrazione
vabbè, avendo parcheggiato dove non si doveva, no? Ok. Ho pagato entro i 2 mesi, invece erano 61 giorni perché 30 più 31 faceva 61, mi sono vista raddoppiare la multa e in più la sanzione. Allora, è una cosa giusta e si può... Cosa può fare, insomma, in poche parole? Rivalersi, perché io la multa l'ho pagata. Quando mi hanno chiesto di ripagare, sono andata a controllare, la multa l'avevo pagata e questi mi hanno detto, dopo aver fatto una raccomandata dimostrando di aver pagato, mi hanno detto no signora, lei ha pagato entro 61 giorni perché il mese successivo al 30 è al 31esimo. Per cui anziché pagare 60 ho pagato 200 e rotti in più dopo aver pagato. Ecco, allora sentiamo il nostro avvocato cosa dice. Purtroppo è giusto così, perché il pagamento va fatto nei 60 giorni, per cui dal punto di vista della legge che il pagamento venga fatto al 61esimo giorno o al 300esimo giorno dalla notifica è comunque in ritardo rispetto ai 60. E quindi è un caso che ci è già capitato altre volte, è una profonda ingiustizia, me ne rendo conto. Perché un giorno è una profondissima ingiustizia, perché lo Stato può pagare quando vuole e invece noi che dobbiamo pagare abbiamo questi... Assolutamente. È una profonda ingiustizia. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Manuel della provincia di Novara. Buongiorno. Buongiorno, io ho sentito che si sta parlando di multa, allora avrei un dubbio. Ci sono i vigili del mio paese che hanno preso un metodo di fare le multe abbastanza anomalo. Sto parlando di divieto di sosta. Loro passano con la macchina, non scendono nemmeno dalla macchina, fanno una foto alla targa con il cellulare della macchina in divieto di sosta e dopodiché notificano le multe a casa tramite raccomandata. È giusta questa cosa? Si può fare corretta o è una metodologia non corretta? Ecco, risponde l'avvocato. Allora, questo probabilmente rientra come stanno adottando alcuni comuni che mandano delle macchine civetta proprio, che fanno delle riprese delle infrazioni che vedono in giro e a quel punto poi vengono elaborati automaticamente i verbali da inviare ai contravventori. A mio parere questo è un sistema barbaro, nel senso che il codice della strada prevede che ove possibile si debba contestare immediatamente l'infrazione. Per cui se io passo e faccio le fotografie indifferentemente a tutte le multe, a tutte le macchine che sono parcheggiate irregolarmente, non mi rendo neanche conto se lì sarebbe presente l'automobilista al quale magari fare la contestazione, e la contestazione non è una perdita di tempo, perché magari mi dirà mi sono fermato soltanto un secondo perché ho una persona ammalata che ho fatto scendere, oppure ho la macchina in panne e mi sono fermato. Cioè non dare possibilità di replica alle persone è assolutamente scorretto. Ecco, ma è una metodologia proibita o no? No, il codice della strada prevede che la regola è quella della contestazione immediata dell'infrazione, ecco, per cui una metodologia del genere a mio parere si presta a delle impugnazioni, perché semplicemente, scusi avvocato, ma semplicemente può darsi che la macchina si sia fermata in quel momento, oppure ha fatto scendere una persona, non so, una donna incinta, un anziano, ha avuto bisogno di fermarsi un attimo per far scendere un motore in panne, panne, ma qualsiasi cosa. Ma e allora però cosa si può fare? Dunque bisogna vedere adesso nel caso specifico se c'è un'autorizzazione specifica con una delibera del Consiglio Comunale, se è stato previsto, diciamo, come prevede il codice della strada, perché il codice della strada prevede che ci siano dei sistemi di rilevazione automatica delle infrazioni. Conosciamo tutti ad esempio il tutor, l'autovelox, le telecamere agli ingressi dei centri storici, per cui ci stiamo incominciando ad abituare alla rilevazione automatica delle infrazioni. Però in questo caso, visto che ci sono degli agenti che girano su una vettura, io ritengo che dovrebbero comunque verificare prima di fotografare che la persona non sia lì
reperibile, ad esempio potrebbe essere a bordo della vettura, e a quel punto gli si dovrebbe contestare l'infrazione, anche perché ci sono gli agenti presenti che stanno passando giusto a fare le fotografie, per cui se passano, fotografano e non guardano neanche se c'è qualcuno in zona, qualcuno sulla macchina, è un comportamento che a mio avviso può essere... Allora bisogna rivolgersi al proprio comune e controllare che questo sia una delibera esatto, fatta nella regolarità. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno, sono io? a lei. Sì, buongiorno. Senta, un'informazione, chiamo dal Friuli. Qua su una strada regionale il comune ha installato un autovelox, che però risulta, è arrivata la multa chiaramente, risulta che la gestione per l'incasso è di una ditta privata. L'autovelox è gestito praticamente da una ditta privata, una parte della multa va a questa ditta e una parte va al comune. È regolare questa cosa? Ah, bene, sentiamo l'avvocato. Guarda, sinceramente non glielo so dire, ci sono stati in passato degli scandali di autovelox che venivano apposta tarati più bassi proprio perché ci guadagnavano le ditte che lo installavano assieme al comune, oppure lo stesso veniva fatto con le rilevazioni automatiche del passaggio con rosso con i semafori, che apposta avevano un giallo di durata brevissima proprio per fregare l'utente e fargli la multa. In questo caso non saprei dire, diciamo, se è regolare questo comportamento. Scusi, avvocato, io suggerisco. Può informarsi e magari... No, ecco, stavo proprio dicendo, magari io mi informo anche, però suggerisco di rivolgersi alle nostre sedi del Friuli, perché abbiamo delle persone validissime in Friuli, a Udine e anche in altre città, per cui in caso del consumatore è presente si può trovare in internet. Si può trovare in internet e si rivolge alla persona che rappresenta la casa del consumatore. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Sì, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, senta, volevo chiedere, io tempo fa, no, per un mio sbaglio, sono andato con la moto contro due colonnine delle corrente elettrica. Ora, visto che ci sono un sacco di questi check, poi non so come si chiamano, che cose arancioni che mettono sul marciapiede così allo sbando, se io dovessi andare addosso a uno di questi, sono io passo da subito, quello per me è un pericolo. Non capito, non senza rilegge questi cosi. Grazie. Ecco, risponde l'avvocato. Allora, questo come per tutti gli ingombri, diciamo, che troviamo per strada, ne risponde il proprietario o chi li ha installati degli eventuali danni che ci arrecano, se non ha adottato le cautele per renderli visibili e rendere, diciamo, quindi prevedibile un urto o un danneggiamento. Faccio un esempio, una lastra di metallo che di per sé è scivolosa ed è un fatto noto a tutti, non è necessario che il comune la segnali quando piove, perché è comunque è abbastanza un fatto notorio che sulle lastre di metallo col bagnato si scivola. Se invece c'è un buco che prima non esisteva, deve essere segnalato. Se c'è ad esempio una porta di vetro, deve essere segnalata con delle decalcomanie, delle vetrofanie, in modo che mi rendo conto che sto per andare a sbattere. Quindi bisogna vedere il caso specifico, cioè se è evidente che lì c'è un pericolo per l'utente, allora è non ci si può lamentare verso il proprietario. Se invece non è così evidente, ma è anzi una situazione anomala, allora deve essere segnalato e se genera danno ne risponde il proprietario. Allora, un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno signora, senta un'informazione. Io per una multa per ZTL a luglio ho fatto ricorso alla prefettura di Milano. Volevo sapere quanto tempo ha la prefettura per rispondere prima di considerare nulla la multa. Ah, bene, questa è una bella domanda. Quanto tempo, avvocato? Allora, se la prefettura non risponde, vuol dire che accoglie il ricorso. Il tempo per rispondere, adesso chiedo venia, ma non mi ricordo più se è 150 o 180 giorni, è uno dei due.
Se non risponde entro questo termine, diciamo per stare più tranquilli che siano 180 giorni, il ricorso si intende implicitamente ammesso, perché la prefettura non sta neanche a rispondere. Quando ritiene che l'utente abbia ragione, non gli risponde perché c'è poi l'accoglimento automatico al passare del tempo. Questa potrebbe essere una buona notizia. Allora, visto che diceva che era di luglio, appunto, potrebbe essere una buona. Ecco, abbiamo un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno, sono Vittorio da Concorrezzo, buongiorno. Senta, io ho preso una multa a Torino in ZTL, anzi addirittura ne ho prese 2. Con la stessa ora, stesso minuto, non dico stesso secondo perché non c'era, ma ne ho prese 2. Sono andato a contestarla diciamo dal corpo dei vigili e mi è stato detto che loro hanno 2 foto e quindi devo pagare 2 multe. Con molta probabilità ho fatto il giro dell'isolato, però mi sembra talmente strano avere stessa ora, stesso minuto. Ma non è possibile. No. È successo così. È successo così. Allora, il vigile ha fatto il giro dell'isolato e poi è tornato e ha detto, già che ci sono, facciamo la seconda. È così. Sentiamo l'avvocato. No, questo è assolutamente contestabile perché l'infrazione è sempre la stessa. Quindi consiglio di fare ricorso al giudice di pace o al prefetto, perché è pacifico che quando l'infrazione è la stessa non può essere sanzionata più volte. Quindi è evidente che questa persona ha sbagliato, è entrata all'interno di un'area ZTL, va bene, deve pagare l'infrazione, ma pagarla 2 volte non esiste proprio. Cioè lo avesse fatto oggi e tra 8 giorni è un altro discorso, ma avendolo fatto nel giro di pochi minuti, contestato 2 volte la stessa infrazione, non è assolutamente legittimo. Una delle 2, diciamo la seconda, deve essere annullata. Deve essere annullata. Allora, il nostro ascoltatore cosa deve fare? Deve fare ricorso contro la seconda multa, dicendoci alla prima, magari dando atto che anche l'ha già pagata, se lo ha fatto, che è anche meglio, e dopodiché chiede l'annullamento perché la violazione è la medesima, insomma, e le circostanze di tempo e di luogo sono le medesime. Bene, abbiamo un'altra telefonata? No, è caduta, forse, ecco. Allora, ricapitolando, mancano pochi minuti e quindi lasciamo tirare le fila al nostro ospite, avvocato Giovanni Ferrari, la Casa del Consumatore. Allora tiriamo le fila. Tiriamo le fila. Allora ricordiamo che la Casa del Consumatore, che è vostra affezionata invitata, e di questo vi ringrazio molto, è presente un po' in tutta Italia, abbiamo 100 sedi in giro per l'Italia, dal nord al sud al centro. In questo momento vive 2 campagne, una è contro, tra virgolette, Equitalia, cioè per la verifica di quello che ci chiede Equitalia, se è corretto, che cosa dobbiamo pagare, in che misura, e dall'altro lato, ne abbiamo parlato pochi giorni fa, abbiamo sempre questa contestazione e stiamo facendo una raccolta firme, invito tutti a partecipare, andando sul nostro sito presso le nostre sedi, contro i costi di disattivazione che le compagnie telefoniche addebitano quando uno cambia. Ricordiamolo, se cambiate gestore telefonico nulla è dovuto. Non dobbiamo pagare perché è assolutamente un'assurdità e stiamo facendo la raccolta firme proprio per modificare la legge in modo che non ci siano neanche più degli appigli per poter in qualche modo addebitare questi costi cosiddetti di disattivazione. Ecco, allora grazie avvocato e alla prossima, quando lei è disponibile noi l'accogliamo a braccia aperte. Come vede, molte telefonate su dubbi che abbiamo tutti quanti. È la vita di tutti i giorni. È la vita di tutti i giorni. Allora, grazie all'avvocato Ferrari. Grazie, e io ripeto, tutti dobbiamo pagare il dovuto, ma non diciamo quello che non è dovuto, dobbiamo informarci su quello che è giusto e quello che è un abuso. E poi, ritornando al mio discorso iniziale, ma di quale... Dunque, c'è una rivolta contro l'evasione fiscale. Io quando passo, tutti noi, quando passiamo dalle strade, vediamo i banchetti, soprattutto degli extracomunitari, che vendono
occhiali, cose di più varie, spille, magliette, e non rilasciano una ricevuta. Ma che cosa aspettano a dare la multa? Ma questo sarebbe un discorso troppo lungo. Vi ringrazio e vi do appuntamento, forse non a giovedì, perché mi dicono che forse c'è uno speciale, a lunedì 31 marzo. Un saluto da Renata Galanti. Avete ascoltato Sportello Famiglia.